Monte Ortobene affollato come non si vedeva da anni, festa del Redentore a parte. Tantissimi nuoresi che ieri hanno deciso di salire sulla montagna tanto amata da Grazia dell'Eda per trascorrere una domenica diversa dalle altre, ritornare indietro nel tempo di alcuni decenni quando le famiglie erano solite nelle domeniche estive organizzare le gite fuori porta sul monte per sfuggire alla calura estiva. Aver riportato i nuoresi al monte è uno dei meriti più grandi del comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia, presieduto da Antonio Costa, che ha ideato e organizzato ieri la quinta edizione della manifestazione a Suconnotu Prosso Monte, un evento che ha ricevuto il patrocinio del Comune e la collaborazione della Confimprenditori, una giornata di festa e relax per le famiglie, ma anche una fiera dell'artigianato con una cinquantina di espositori che hanno mostrato le proprie produzioni negli stand posizionati lungo l'anello. Alla manifestazione hanno partecipato anche gli hobbisti nuoresi. Una giornata allietata dai canti in sardi intonati dai tanti cori cittadini e dai gruppi folk che hanno aderito all'invito del comitato di partecipare ad una giornata che affonda le proprie radici nella storia stessa della città, quando l'Ortobene era veramente un tutt'uno con Nuoro. Molte famiglie nuoresi dal monte traevano sostentamento, lo frequentavano anche nei giorni di festa, non solo in occasione della festa del Redentore. Ma su Connotu Prosso Monte si sono visti tanti turisti, segno che l'Ortobene può tornare ad essere una meta dei viaggiatori che spesso non vanno oltre la chiesa di Nostra Signora della Solitudine. A Suconnotu Prosso Monte ha rappresentato il clou di un ricco programma di eventi predisposto dal Comitato per l'estate 2017, un sodalizio che si è posto come obiettivo quello di restituire il Monte Nuoresi organizzando eventi culturali, musicali, religiosi ed economici.